Buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Ringrazio il Ministro perché dimostra di essere comunque una persona attenta al territorio con la sua presenza, l'abbiamo visto anche 20 giorni fa ad Olo e di questo ne sono contento. Siamo un po' meno contenti noi come artigiani del fatto che si parla sempre di ripresa, si parla sempre del fare, però alla fine siamo sempre fermi al fare. E su questo condivido quanto ha esposto prima la collega di Confindustria, che i numeri li abbiamo tutti. Sappiamo dove sono i problemi, noi stiamo solo attendendo che si inizi a fare qualcosa. Fare elenco di tutto quello che è stato detto fino adesso sarebbe un ripetere la solita litania, il solito rosario che poco porta e poco facciamo. Noi chiediamo solo che si cominci a fare, perché ogni giorno ci sono imprese che stanno morendo, si perdono posti di lavoro e poi difficilmente si andranno a recuperare nella realtà. Abbiamo i costi del lavoro, della gestione, non tanto del costo del lavoro come inteso stipendio al dipendente, ma il costo della gestione del lavoro, la burocrazia che c'è per assumere una persona. Abbiamo i costi più alti d'Europa, l'energia più alta d'Europa, si parla di internazionalizzare il lavoro, di rivolgersi ai mercati esteri, ma come facciamo a rivolgersi all'estero quando abbiamo un costo di base che ci spiazza enormemente? Quindi chiediamo solo che ci si dia da fare immediatamente, velocemente, che si portino quelle che sono le beghe politiche nei salotti e ai tavoli tecnici la politica del fare realmente. La ringrazio.